stampa che ha colto l'invito per essere presente alla conferenza stampa. Mi scuso per la voce, ma purtroppo vengo fuori da una lunga bronchite, più di così non riesco a parlare, anzi mi scuso se probabilmente magari nel corso della conferenza inizierò a tossire. Siamo qui oggi per presentare la Marcia dell'Umanità che si terrà la prossima settimana, il 3 febbraio, a Chioggia. Una marcia per l'umanità che nasce dalla necessità di ridare corpo e parola a quel Veneto che ha deciso di non arrendersi all'odio e alla barbarie sostanzialmente, ma che sceglie di accogliere e non respingere. Purtroppo in questi mesi, in questi giorni, quotidianamente, siamo abituati ad assistere a una narrazione quotidiana che parla d'altro, assolutamente non parla d'accoglienza, ma mostra costantemente un Veneto sostanzialmente ostile nei confronti dei migranti, un Veneto che continuamente viene presentato come un qualcosa che grida continuamente contro l'invasione, il Veneto che urla e rimandiamoli a casa loro, oppure del Veneto dei padroni a casa nostra. Ecco, noi in realtà qui invece siamo la testimonianza di un altro Veneto che appunto vuole riprendere parola, vuole esprimere e parlare di un messaggio altro, fare un racconto diverso, una realtà veneta, una realtà questa, quella che ha promosso la manifestazione del 3 febbraio, composta da tantissimi gruppi, da tantissime realtà, inizialmente della provincia di Venezia, ma che poi si è estesa anche ad altre province, ad altre realtà, dal trevigiano, dal padovano, dal veneziano. Per cui ecco, cioè, la manifestazione del 3 raccoglierà appunto tutte queste sensibilità e provenienze che quotidianamente si adoperano per un'accoglienza degna, un'accoglienza che sicuramente va anche in maniera totalmente opposta a quella che siamo abituati a conoscere e a sentire appunto in quella narrazione che poi comporta e fa parlare all'intolleranza, all'odio. Mi riferisco all'accoglienza che può offrire Cona, mi riferisco, per restare sul locale, con all'accoglienza del Bragozzo, piuttosto che le realtà che anche nel territorio nostrano conosciamo, insomma. Quindi penso che appunto la giornata del 3 febbraio sarà una giornata importante. Stiamo ricevendo tantissime adesioni da tutto il Veneto, in realtà anche non solo, perché abbiamo adesioni anche dalla provincia di Trento, dalla provincia di Bolzano, credo anche da Pordenone, che si stiano organizzando per essere qui da noi. Ci aspettiamo anche una presenza bella, corposa. Il lavoro che si sta facendo e che si è fatto in questo periodo sta portando i frutti, perché siamo a conoscenza di numerose corriere che partiranno dal veneziano, che partiranno dal vicentino. L'idea della manifestazione è nata a settembre, è stato appunto a seguito e anche per riprendere in qualche modo l'esperienza fatta l'anno scorso, la Side by Side di Venezia, che è stata una grandissima giornata ancora, che anche quella sostanzialmente voleva ridare colpo e parola al Veneto che accoglie. Una giornata che ad esempio per noi a Chioggia ha significato tanto, perché ad esempio ha costituito la nascita di Chioggia Accoglie. Noi siamo nati a seguito alla manifestazione di Venezia, al ritorno caricati e motivati dall'aver partecipato a un'iniziativa di quel tipo. L'idea, dicevo appunto, è nata a settembre, dopo alcuni lavori che aveva fatto Chioggia Accoglie, dalla sua nascita, dalla biciclettata, dalle cene solidali, dall'intervento fatto nel territorio, e appunto insieme ad altre realtà, soprattutto del veneziano, si diceva di riprendere il cammino che aveva portato alla manifestazione dell'anno scorso. E si è scelta Chioggia alla fine perché uno, nel bene e nel male,
già l'estate scorsa, che oggi era stata parecchio al centro di attenzione, ad esempio con la questione fascista, la spiaggia fascista. E alla fine la scelta di farla qua, anche con tutte le vicende che stanno accadendo in questi giorni, cioè, forse dimostra il senso anche di fare qualcosa nel territorio, quindi per dare anche risposta a tutto quello di cui si sta parlando nella stampa in questi giorni.